Buonasera da Sicilia 24, questi i titoli del telegiornale. Strage di Ravanusa, dopo l'archiviazione dell'inchiesta sui dirigenti dell'Italgas, la delusione e il dolore del figlio di 2 vittime. I miei genitori, dice, uccisi 2 volte. Orrore in un paese delle Madonie, bimbo di 11 anni violentato fuori da scuola da un gruppo di ragazzini che frequentava il suo stesso istituto. Padre e figlio sfrattati a Palermo, trascorreranno le feste in un B&B, dopo i nostri servizi non si ferma la macchina della solidarietà. Si corre in aula per l'approvazione della finanziaria regionale, passate le norme più importanti. Dopo i 200 milioni di incentivi al lavoro, i contributi all'editoria, anche la stabilizzazione dei 250 precari dell'ESA. Catania, dopo una maxi operazione di bonifica, via Calliope, trasformata ancora una volta in discarica. Denunciato un automobilista che aveva scaricato decine di pneumatici. Calcio, il Palermo domani ad Avellino per inseguire la 4ª vittoria consecutiva, un dubbio di formazione per Pippo Inzaghi. Serie C volata per il titolo d'inverno con Catania e Benevento che si contendono il primato a distanza. Gli uomini di Toscano domenica all'assalto dell'Atalanta Under 23. Ben trovati. Dopo l'archiviazione dell'inchiesta sulla strage di Ravanusa, parla al nostro microfono chi ha perso tutto. Mario Carmina, che nell'esplosione del 2021 ha visto morire la madre e il padre, commenta, come sentiamo tra poco, la decisione dei giudici. Davide Sarto. Sono stati 4 anni di lavoro intenso da parte dei nostri legali e questa decisione ci ha veramente spiazzato e deluso. Credevamo tanto nella giustizia italiana, credevamo che in un modo o nell'altro potevamo avere la verità su quanto è successo l'11 dicembre 2021. All'indomani della decisione del GIP di Agrigento che ha archiviato l'inchiesta nei confronti di 10 dirigenti Italgas, a parlare è uno dei familiari delle vittime della strage di Ravanusa. Mario Carmina ha perso mamma e papà nell'esplosione dell'11 dicembre 2021 che distrusse un intero quartiere causando la morte di 9 persone. Quella sera Mario si trovava a Milano, è figlio unico e sotto le macerie ha perso l'intera famiglia insieme ad altri 7 vicini di casa. Abbiamo richiesto dettagli sui lavori effettuati in quella via e come da normativa era stato richiesto lo storico degli ultimi 5 anni dei lavori effettuati in via Trilussa e sono stati presentati solamente i lavori effettuati da agosto 2020 a marzo 2021. Dove sono gli altri 4 anni e mezzo di lavori fatti in quella via? Dove sono? Perché non sono stati presentati e perché il pubblico ministero e il giudice non hanno insistito nella richiesta dello storico dei lavori effettuati nella via. Il giudice ha escluso responsabilità penali per i vertici della società, ritenendo che la causa dell'esplosione sia riconducibile ad una saldatura difettosa realizzata molti anni prima in un periodo precedente all'attuale gestione. L'inchiesta prosegue invece nei confronti di 2 tecnici già rinviati a giudizio, mentre per i familiari delle vittime il dolore e le domande restano aperte. È veramente infinita e con questa decisione avete ucciso per la seconda volta 10 povere vittime. Ragazzino di 11 anni violentato dai compagni all'uscita della scuola. È la storia che vi raccontiamo in questo servizio di Lorena Dolci. Perché io? Perché mi hanno fatto questo? In queste domande c'è tutto lo sgomento, il dolore, la crudeltà, incomprensibile a chiunque, ma in particolare a un bambino di 11 anni, violentato all'uscita da scuola da un gruppo di compagni. Siamo in un paese delle Madonie, in provincia di Palermo. Luca, nome di fantasia, frequenta la prima media. Non si sa se sia stato altre volte preso di mira dai compagni, ma quel branco di bulli, alcuni poco più grandi di lui, questa volta vanno oltre. Il ragazzino torna a casa in lacrime,
racconta ai genitori quei terribili minuti in cui è rimasto in balia dei bruti, mostra evidenti segni delle violenze subite. Mamma e papà lo portano al pronto soccorso dell'ospedale di Termini Imerese. Le visite confermano la presenza di lesioni compatibili con questa tipologia di abusi. Parte la denuncia e si avvia il protocollo per le vittime di violenza sessuale. Il fascicolo arriva alla Procura dei minorenni di Palermo, guidata da Claudia Caramanna. A lei il bambino, alla presenza di uno psicologo, ripete il racconto dell'incubo subito. L'aggressione è avvenuta fuori dall'istituto scolastico, ma sono in corso indagini per capire se anche all'interno della scuola ci siano stati atti di bullismo degenerati in sevizie. E poi resta da chiarire il movente, se può esistere un movente per un atto così disumano. A Palermo i giudici della Corte d'Assise d'Appello hanno confermato la condanna a 12 anni e 5 mesi per un quarantenne accusato di avere abusato della figlia di 9 anni. L'uomo è stato interdetto dai pubblici uffici e dalla responsabilità genitoriale. Ha ustioni di secondo e terzo grado sul 70% del corpo. Il titolare del ristorante pizzeria di Portopalo è rimasto gravemente ferito in seguito a un'esplosione causata da un'improvvisa fuga di gas. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cannizzaro di Catania. È grave ma non sarebbe in pericolo di vita. La 31enne che si trovava con lui al momento della deflagrazione, con lo spostamento d'aria che l'ha sbalzata a terra provocando ferite allo stomaco, alla milza e al torace. Lo scoppio ha seriamente danneggiato la struttura che si trova nella centralissima via Vittorio Emanuele. E adesso andiamo a Palermo, torniamo sulla storia di Massimo e di suo figlio, i due palermitani che da ieri sono senza casa, sono stati sfrattati. La scorsa notte hanno dormito in una struttura alberghiera della città. Per loro si è mossa una grande macchina della solidarietà, in primis il Sunia, che si sta adoperando attivamente per loro. Marco Gullà. Eppur si muove qualcosa. Da ieri Massimo e suo figlio non hanno più una casa. Lo sfratto esecutivo è stato eseguito e la scorsa notte sono riusciti a trovare sistemazione in una struttura alberghiera. Ma il nostro servizio ha comunque messo in moto la macchina della solidarietà. In tantissimi vogliono dare una mano a padre e figlio di Palermo senza casa, senza lavoro. Anche il proprietario di un B&B si è mosso per dare un tetto ai due palermitani in questi giorni di festa, in attesa di una sistemazione che si spera per loro possa arrivare in tempi brevi. Massimo al telefono ringrazia tutti per il supporto, ma la storia del 66enne è un po' l'icona dell'emergenza abitativa che attanaglia la città di Palermo e che, nonostante l'ottimo lavoro dell'assessorato comunale, ha ancora numeri troppo alti. Il caso di Massimo Dell'Olio è emblematico della totale assenza di un progetto serio di intervento da parte delle istituzioni locali a tutela dei più poveri e dei più disagiati. Sull'emergenza abitativa non ci sembra che ci sia un progetto vero, serio, concreto, capace di dare risposte alle esigenze che si moltiplicano in città. Ogni giorno abbiamo agli sportelli famiglie che vivono difficoltà insormontabili. Palermo, restiamo a Palermo. Questa è una storia di una ragazza che è stata salvata da medici e personale infermieristico dell'ospedale civico di Palermo. Si tratta di una 19enne alla quale è stato praticato per, pensate, 1 ora e 47 minuti il massaggio cardiaco. Si è alternato tenendola in vita fino a quando non l'hanno attaccata all'ECMO, ovvero un macchinario che permette la circolazione, dando il tempo ai medici di trattare la causa dell'arresto cardiaco. La ragazza si chiama Giada, è viva grazie al personale di turno in pronto soccorso, non ha riportato danni cerebrali e oggi è uscita dalla terapia intensiva per essere ricoverata nel reparto di cardiologia. La 19enne aveva rischiato di morire per una miocardite fulminante, pensate, conseguenza di un virus influenzale preso durante una vacanza in Lapponia. E adesso alla politica, accelerazione improvvisa nei lavori dell'Assemblea regionale siciliana che sta trattando da lunedì la finanziaria. Stralciati una quarantina di articoli, si procede spediti sperando di chiudere entro domani. Maglio Viola.
Stop a tutte le norme ordinamentali e generaliste. Con un colpo di mano in realtà rispondente ai criteri regolamentari dell'ARS, l'Assemblea regionale taglia una quarantina di articoli dalla manovra finanziaria, riportando il testo sotto i 100. Lo ha annunciato il presidente Gaetano Galvagno dopo un accordo con il governo e la maggioranza, un accordo sul quale anche l'opposizione non porrà pregiudiziali. Fra articoli cassati e norme approvate, di colpo i lavori superano il giro di boa di metà strada. Si punta a chiudere fra stasera o più probabilmente domani una trentina gli articoli già approvati e adesso l'ARS sta accelerando il percorso di voto. Sono già passate le norme più importanti, dopo i 200 milioni di incentivi al lavoro in varie forme, i contributi all'editoria, l'aumento delle giornate lavorative dei forestali. Oggi pomeriggio passa anche la stabilizzazione dei 250 precari dell'ESA, l'ente di sviluppo agricolo. Via libera anche all'articolo con i contributi per la riqualificazione dei beni confiscati. In giornata approvati anche alcuni articoli tecnici, ma politica e industriali festeggiano soprattutto il via libera alla Super ZES unica, che introduce incentivi in tutta la Sicilia e compensa il taglio di oltre 200 milioni che è arrivato dalla finanziaria nazionale. Schifani parla di impegno mantenuto, il presidente di Confindustria Sicilia Domenico Vecchio saluta il provvedimento come aiuto strategico. Per poter chiudere davvero il capitolo legge di stabilità però bisogna passare almeno da altri due articoli: l'aumento di 30 milioni degli stanziamenti promesso ai comuni e l'aumento del monte ore degli ex PIP stabilizzati almeno fino a 24 settimanali. Due temi sui quali non dovrebbero esserci levate di scudi dall'opposizione, anche se in maggioranza c'è chi continua a chiedere di più in entrambi i casi. Adesso a Catania, dopo una maxi operazione di bonifica, via Calliope si è nuovamente trasformata in una discarica. È andata male però un automobilista che aveva appunto lasciato decine e decine di pneumatici su quella strada. Sentiamo Tonino De Mana. È successo quel che si temeva. La differenza è che l'incivile di turno questa volta è stato colto in flagranza mentre scaricava pneumatici in disuso in via Calliope. Sì, via Calliope, la martoriata strada appena bonificata dopo massiccio intervento durato più di una settimana. Tonnellate e tonnellate di rifiuti rimossi dalla Gema, ma altri ancora continuavano ad essere scaricati a ridosso del torrente Acquicella. L'intervento della sezione ambientale della Polizia Municipale di Catania è però costato caro ad un cittadino che alla guida di una Fiat Punto aveva appena abbandonato decine e decine di pneumatici. L'autore del gesto recidivo è stato individuato e denunciato all'autorità giudiziaria. Contestualmente è scattato anche il sequestro del mezzo utilizzato per il trasporto illecito dei rifiuti. In una dichiarazione congiunta il sindaco Trantino e l'assessore all'ecologia Pesce hanno sottolineato l'importanza dell'intervento perché la città, si legge nella nota, non può essere ostaggio di pochi irresponsabili. Intanto, questa volta a cura di Ecocar, prosegue la bonifica di Fondo Romeo, prosecuzione di via Calliope e da anni utilizzata, neanche a dirlo, come discarica. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco con un servizio che riguarda il dato dell'Istat sul minimo storico delle nascite di un paese davvero sempre più vecchio, con la Sicilia che frena con madri sempre più giovani. A tra poco. Siamo tornati in studio, la Sicilia frena per quello che riguarda il vero e proprio crollo delle nascite nel paese. I dati sono dell'Istat. Nell'isola sempre più madri sono giovanissime e a Catania non mancano le baby mamme di 14 e 15 anni. Eva Spampinato. Culle sempre più vuote e una popolazione che invecchia. È la fotografia impietosa scattata dall'Istat con il censimento 2024 che certifica che per ogni bambino oggi ci sono 6 anziani. L'Italia resta sotto i 59 milioni di residenti. Eppure dietro il declino emerge una controtendenza che parla soprattutto siciliano. Qui il calo demografico resiste, anche grazie a donne sempre più giovani che diventano madri. Guardi, io le posso garantire che qui a Catania le nascite ci sono, viene sia la quindicenne incinta, viene anche la donna di 50 anni, non c'è un'età media. La signora Gabriella parla con contezza perché per lavoro raccoglie le storie di tante famiglie. Sono giovani ragazze anche quindicenni, sedicenni che in dolce attesa, accompagnate dai genitori. A volte capita anche che è incinta sia la ragazzina di 14 o 15 anni e anche la
futura nonna, quindi la mamma della ragazzina. In Sicilia il fenomeno è ancora più evidente, a Catania crescono i casi di baby mamme, ragazze giovanissime, talvolta appena 14enni. Qui a Catania le mie mammine belle sono felici se fanno figli, presto. Un dato che non ribalta la crisi demografica, ma la racconta da un'altra angolazione. Meno figli sì, ma anche nuove fragilità sociali che chiedono risposte immediate. È giusto che i ragazzi continuino gli studi, che trovino una posizione lavorativa almeno discreta, però c'è da dire che la felicità tante volte per noi donne è anche essere mamme, anche se in età giovane. Al castello di Maniace di Siracusa, la mostra sulla Sicilia tra 800 e 900, tra tele e sculture, la conferma del legame profondo degli artisti della nostra regione con la loro terra. Francesco Aloi. Chi nasce in Sicilia, si sa, l'isola ce l'ha sempre nel cuore. Un legame viscerale che non è possibile cancellare e questa mostra al Castello Maniace di Siracusa ne dà conferma. Un viaggio ricco di emozioni, lungo 2 secoli, tra 800 e 900. La mostra si divide in 2 sezioni, la luce nel Mediterraneo nell'Ottocento e una storia di innovazione nel Novecento. E all'interno di queste 2 macro sezioni troviamo 4 curiosità. Una dedicata a Luigi e Fausto Pirandello, poi troviamo Renato Guttuso e Leonardo Sciascia, Carla Accardi con Forma 1 e Piero Guccione con il gruppo di Scicli. E così, tra tele e sculture, ne approfittiamo per fare una full immersion nell'anima della nostra Sicilia. Da Fausto Pirandello, figlio del grande Luigi, a Gennaro Pardo, sono soltanto alcuni degli artisti che sulle loro opere hanno riversato il loro amore per la nostra terra, in una pittura che così diventa specchio dell'anima. Il focus della mostra parte proprio da Shatutsu mio, questo respiro che la madre o il padre fa al proprio figlio è lo stesso respiro che la Sicilia fa agli artisti presenti in mostra. La mostra si presenta come un messaggio di speranza e di incoraggiamento che vogliamo dare a tutti i giovani siciliani. Sarà possibile venire qui, dove arte e vita si fondono in un tutt'uno, fino al 12 aprile del prossimo anno. Ci fermiamo adesso e subito dopo il calcio cominceremo con il Palermo, domani ad Avellino. A tra poco. Siamo al calcio, cominciamo subito con il Palermo, domani sul campo ad Avellino per raggiungere la 4ª vittoria consecutiva il servizio. Il Palermo vuole regalarsi un Natale con i fiocchi e sotto l'albero spera di trovare la 4ª vittoria consecutiva. Domani pomeriggio al Partenio contro l'Avellino rosanero che vogliono continuare la loro striscia positiva e provare a dare un nuovo scossone al campionato. Inzaghi è orientato a confermare la formazione che ha centrato le ultime 3 vittorie con una sola modifica forzata. Pierozzi infatti sarà indisponibile a causa di un problema muscolare, aprendo così il ballottaggio sulla fascia destra. Per il resto nessun cambiamento, il sistema di gioco resta il 3-4-2-1, al momento offre al Palermo le migliori garanzie. Il tecnico per il ruolo di esterno di centrocampo deve decidere se affidarsi a Gyasi dal primo minuto, nonostante l'assenza dal campo dallo scorso 4 ottobre, oppure confermare la soluzione vista nel secondo tempo contro la Sampdoria, con Diakité a tutta fascia. Non ci sono dubbi invece in avanti con Poyampalo supportato da Palumba e Leduaron. Gli ultimi 180 minuti dell'anno, prima l'Avellino, poi giorno 27 il Padova al Barbera. Il Palermo vuole sgasare e chiudere nel migliore dei modi un 2025 ondivago, poi sarà mercato con la cessione di Brunori sempre più concreta. Adesso al Catania in volata per il titolo d'inverno che si contende a distanza con il Benevento. Sentiamo Tonino De Mana. Si va verso il sold out, restano pochi tagliandi di Tribuna B per Catania-Atalanta Under 23, con la volata per il titolo di campione d'inverno già lanciata. L'ultima gara dell'anno è forse la più attesa dal popolo rossazzurro che sotto l'albero vorrebbe trovare 3 punti per alimentare il sogno Serie B. Niente distrazioni e tanta voglia di confermarsi tra le finora invalicabili mura amiche. Nessun gol al passivo, 8 vittorie ed un pareggio su 9 gare giocate al Massimino rappresentano un bel biglietto da visita, ma i baby dell'Atalanta reduci dalla sconfitta
partita casalinga contro il Sorrento non vorranno certo fare le comparse, anzi venderanno cara la pelle per uscire indenni da Catania. Mister Toscano dal canto suo chiede il massimo della concentrazione e degli sforzi ai suoi uomini per concludere in vetta il girone d'andata. Osservato speciale Francesco Forte, autore di 7 reti e vero trascinatore dei rossazzurri. Sarà ancora lui il terminale offensivo con Lunetta ad agire sulla tre quarti. In difesa si va verso la conferma di Pieraccini, di Gennaro out per squalifica con Donnarumma sulla fascia. Uomini e schemi saranno provati nel corso della rifinitura di domani, poi alle 12:45 parola al tecnico toscano per la consueta conferenza stampa pre-gara. Il telegiornale finisce qui, grazie a tutti per l'attenzione, buona serata.